Ma ciao a tutti amici da Napoliello 87. Ciao aiù, ciao Paolo Corona, buonasera e forza Napoli. Ciao Paolo. Ciao Angela, sempre forza Napoli. Ciao Angela. Ciao Pasqua, forza Napoli sempre. Voglio ciamo mangiamo schiatta capo. È importante vincere oggi. Ciao Riccardo, grande Riccardo, sempre qui, grande Riccardo. Ciao Matteo, mamma mia, dobbiamo vincere per forza, tutte e 4 partite a vincere e sperare, ovviamente se le vinciamo tutte e 4 con la matematica siamo in Champions ragazzi. Ciao Alessandro, oggi non si può sbagliare, no, amma vince per forza proprio, non possiamo sbagliare nulla. Fammi mettere, bloccami su WhatsApp. Mamma mia, voglio. Ansia, vai Napoli, schiatta a capo, vai. Mamma vince per forza, voglio oggi, non potremmo sbagliare, veramente. Oggi finisce 4-0. O Spezia. Ma che si dice? Per noi, non per Spezia. Allora è 0-4 per noi, non 4-0. Mamma vince, voglio. Dobbiamo vincere per forza. Lo Spezia, così facciamo un regalo anche al Benevento e al Cagliari. Voglio lo Spezia in Serie B io. Mi dispiace per i spezzini che giocano anche un bel calcio, però hanno in Serie B. Anche io ci crediamo, voglio ciamo a credere. Ragazzi, su 4 partite, so che sono partitacce, perché con lo Spezia, in casa dello Spezia non è facile. Lo Spezia gioca un bel calcio, ha battuto l'Inter, ha battuto il Milan, ha battuto anche noi, anche con fortuna, però comunque è andato a prendere 3 punti a Napoli. C'è una squadra insidiosa. Poi abbiamo la Fiorentina che a Firenze è sempre una partitaccia a Firenze. Poi abbiamo l'Udinese e il Verona che sono abbordabili. Ma io ho paura di queste partite, delle trasferte. Questa qui alla Spezia e quella lì a Firenze, che sono partitacce. 2 squadre che si devono salvare. Il Napoli femminile ha perso. Come fa? L'importante è che vince il Napoli, questo qui, il Napoli nostro, ragazzi. So per le femmine, però questo per noi conta di più. Può dispiacere fino a un certo punto quello lì femminile, però il succacchi che conta è più. Che dice Matteo, dice Serious Block, devo dirti. Ciao amici, grande amici. Come Osimhen is on fire. Victor is on fire. La. Victor is on fire. Alessandro dice per il tipo di calcio che ha lo Spezia, che gioca e non si chiude in difesa, ci dovrebbe favorire. Quello certamente, perché si sbilancia tutto in avanti, ci dà gli spazi e noi con i palloni in profondità per Osimhen li possiamo far male, perché Osimhen, se te gli dai il pallone sulla corsa, abbiamo visto di cosa è capace. Ha una velocità che metterà in crisi la difesa dello Spezia. Ciao Alessandro, buonasera, sempre forza Napoli. Ciao Alessandro, speriamo di vincere. Vogliamo vincere, questa partita è troppo fondamentale, troppo importante da portarla a casa. Il vostro pronostico, ragazzi, Spezia-Napoli, chi vince e chi sono i marcatori, secondo voi? Sarò con te. Moon, ciao Moon, grande Moon. Com'è? Napoli se vinciamo? Se non vinciamo siamo nella... è normale, se non vinciamo secondo me siamo fuori, ragazzi. Se non si vince questa partita siamo fuori. Che
potete dire anche ma la matematica ancora c'è, ma questa partita è troppo importante, non puoi fallire anche questa partita, se fallisce anche questa secondo me il Napoli non ci va. Dai che vinciamo, ci portiamo momentaneamente al secondo posto, quello che spero, è quello che mi sento pure, secondo me vinciamo, però che diciamo hanno buono, voglio. La Madonna ci accompagna a sta vittoria. Osimhen è pronto, è peccato per Koulibaly, ma che non c'è infatti. Vediamo sto Rachmani che fa oggi, non facciamo pronostici, sono scaramantiche, infatti vabbè non diciamo niente, vediamo di portare a casa questa vittoria senza dicere niente. L'importante è vincere, con quale risultato non ce ne importa, l'importante è portare i 3 punti a casa. Non mi importa se vinciamo a fatica, quella e quella, l'importante è vincere. Che oggi quel che conta è la vittoria, sono i 3 punti. Quando l'esperienza incontra l'innovazione, quando tutto questo si unisce, il progresso prende vita. E non abbiamo mai avuto così tanto. Alessandro dice zitto, devo parlare il campo, ma parlare prima, deve parlare il campo infatti. Ciao Marco, grandissimo Marco, e buonasera, forza Napoli e forza Serpente. Grande Marco, grande, un bacione e forza Napoli. Che capra, fa morire, già fa capra, voglio, ma che capra. Questo è il team, ecco che comincia, voglio. Mettiamoci un capello Andrea all'esciate. Campione della Spezia, giornata 35, Spezia contro Napoli, manca poco alla fine, 4 giornate di Spezia in campo. Manca 4 giornate, perché se faccio buono non mi fate incazzare, non mi fate tutto il sangue. Il pareggio contro il Cagliari, Napoli con gol di Osimhen, il pareggio nel finale di Hernandez, nel pareggio conquistato in rimonta lo Spezia contro il Verona grazie al gol di Savonara, il sorriso di Insigne, ma sedersi in panchina Gattuso. Lo chiedo subito Luca, che cosa dobbiamo vedere? Per certi aspetti Gattuso che gira. sì, che hanno sicuramente Ciccio, ecco Fradm, ciao Ciccio, forza Napoli, la moschetta a capo. Che dice che Francesco tu hai il pezzotto Sky normale, Sky, c'ho Sky. Ci siamo e mi raccomando usiamo la testa, ragazzi, stiamo entrando, fammi fare cosa. La storia. Fammi fare la storia su Instagram, se sta trasendo un'apola. Come cazzo si faceva qua? Un Power, 55% di energia in più. Usano anche i bambini. L'ibrido nato per distinguersi. Nuovo Toyota CHR Hybrid. Coupé, SUV, ibrido. Ora 215 euro al mese, quando sia il tuo usato. Da 3,99, dai 510. Siete in panchina italiana, ha detto tu Luca, due squadre che amano giocare a pallone, allora per giocare ancora meglio, che cosa hanno fatto Marina? Hanno riattivato gli irrigatori che erano stati aperti prima dell'arrivo delle squadre, è stato chiesto di riattivare proprio a fine riscaldamento perché fa molto caldo, siamo sopra i 20 gradi, abbiamo visto comunque anche durante... Ragazzi ci siamo, Spezia Napoli, su venite in là per Napoli che non vi ne pentirete, a schiattare capo, c'amma mangiare sta Spezia, ti spiezzo in 2 Spezia. Per il risultato, ma non per il gioco. 29 tiri del Napoli e pure successo lo Spezia. Poi partita vittoria in Coppa Italia del Napoli. dovessimo andare caricata? Hai caricato, frate? Spezia Napoli, su venite là per Napoli che non vi ne pentirete, a schiattare capo, c'amma mangiare sta Spezia, ti spiezzo in 2 Spezia. Anzi ci nel caso dovessimo andare in vantaggio cerchiamo di fare anche il secondo gol, non facciamo la stessa cosa con Bucagliere che alla fine ci beffiamo il gol giustamente. Ma a Napoli quando ci va a Napoli? In estate forse Re Pasquale Alessandro Ciccio domani sera battete quelle zebre, infatti. Giovanni Paolo Lauretano, ciao buonasera dai Napoli, oggi segno Osimhen come sempre, speriamo fratelli.
Ragazzi, lasciate like se non l'avete fatto ancora e condividete la live con i vostri amici, cani, cat, insomma tutti quelli che potete, dai. Fate questa piccola cosa. E se volete una piccola donazione a Napolini. Allora, formazione del Napoli, Meret in porta, difesa, giochiamo con il 4-2-3-1, il solito modulo del Napoli, in difesa di Lorenzo, Manolas, Rachmani, Sai, in mediana Fabio Ruiz, Demme, alla tre quarti troviamo Politano, Zelinski, Insigne ed Osimhen. Praticamente Mertens in panchina, Politano che prende il posto di Lozano e in mediana troviamo Fabio Ruiz con Demme. Vai Napoli, vai! E poi giocherà Rachmani e non coso, come cazzo si chiama? Koulibaly, che non c'è. Speriamo, voglio togliere il quarto posto a quelli di Torino, sarebbe l'apoteosi, ma veramente, fratello. Ragazzi, comunque lasciate il like, continuate a lasciare like e condividete la live. Più ne siamo e più pariamo. Osimhen la capa spaccata, hanno spaccata la capa. Ma raccomando, non te ne hai paura di fare colpe adesso. Luca Caccavale, ciao Luca e forza Napoli, grande Luca. C'è Marco Colonna, buonasera, ciao Marco, amo Napoli, città più bella del mondo, se posso la visito ogni estate per turismo, ma sempre forza Napoli. Grazie Marco, grazie di cuore. Un bacione a te e Roma, che anche Roma è una bella città, Meret con il Cagliari ha fatto benissimo, speriamo bene. Neapolis, Fratm, ciao Fratm, buonasera, buongiorno a tutti, gestiamo noi la partita e non diamo spazio allo Spezia, che in avanti non sono male loro. Avanti Napoli. Grande Luca. Raffaele Pio Balzano, ciao Raffaele, buon pomeriggio a te, forza Napoli. Mettiamo la partita, il risultato in descrizione, ecco qua. Allora, qua c'è Pasquale, ti ho mandato una foto su WhatsApp, ok? Chi cerca, scusate. Marco, ciao grande, grazie mille, sei migliore, grazie mille fratello, grazie. Comunque continuate a lasciare like ragazzi e condividete la live, dai che non vi costa niente, fatemi su favore per essere più persone, per crescere il canale ragazzi, che qui ci miglioriamo, se cresciamo il canale, andiamo a miglioramenti. Lo faccio per il Napoli, non tanto per i soldi, a me lo sapete, è una cosa che voglio migliorare pure dietro. Intanto è cominciata la partita da 1 minuto, ragazzi, lo Spezia gestisce la palla. Forza Napoli, sempre forza Napoli, Raffaele. Attenzione, bravo Rachmani, più sai. Teniamo palla però, non la buttiamo. Oh, fuori gioco. Però Osimhen già lì a scappare via. Questa è una cosa buona per noi, perché Osimhen può fare paura là avanti. Concedere quello spazio di contro una squadra come il Napoli potrebbe essere importante. Però è anche un modo strategico a volte per difendersi. Se lo fai con una organizzazione, con coraggio, per succedere attenzione. Di Lorenzo, attento a Vici Baggiazzi. Zelinski, tocco di prima centrale per Fabio Ruiz, palla recuperata, maggiore doppio contrasto, non c'è fallo per i Rati. A terra Zelinski. Manolas, bravo, Meret. Bene, vai Di Lorenzo, vai. Fallo. Di Lorenzo che terzino è, come è cresciuto ragazzi, nelle ultime prestazioni, ha fatto delle prestazioni importanti per il giocatore. Ciao Jurdik, come ti chiami? Scusa per il nome perché forza Napoli, comunque benvenuto sul canale. Fammi leggere che dice Giovanni Paolo Lauretano. Le prossime sono contro Verona e Fiorentina e Udinese, che anche se abbiamo battuto la Fiorentina e l'Udinese all'andata non sono da sottovalutare. Speriamo per la Champions, lo spero, Lauretano. Però quella con la Fiorentina è più temibile perché andiamo a Firenze e Firenze non ci abbiamo bei ricordi, come tu sai, come sappiamo noi, no? Antonio dice 1 minuto e 30, Osimhen 2 volte in fuorigioco, non è male Victor. Vabbè, però si fa trovare sul filo del fuorigioco, se riesce a stare in posizione e non va in fuorigioco, so cazzo fa la difesa dello Spezia, stiamo a sentire a me, andò. Alessandro dice come stanno giocando i nostri, a che minuto siamo? Siamo a 3 minuti
E per ora, insomma, buttiamo il pallone a pescare sempre Osimhen, però stiamo sbagliando più di una volta. Lo Spezia che gestisce e noi cerchiamo di buttare il pallone per Osimhen. Facciamo i lanci per pescare l'attaccante. Capito? Speriamo che segni Osimhen e Mertens ora, speriamo. Osimhen deve migliorare sulla linea, sta sempre in fuorigioco. Quello sono d'accordo, adesso sono d'accordo. Ma perché è troppo veloce, tende a buttarsi in avanti. Vai, vai! Calcio d'angolo per il nostro Napoli. Napoli! Vai, 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 esci che a capo, vai! Autostrada sulla corsia di destra e i giocatori sulla linea di fondo potete mettere in mezzo alla parte. Calcio d'angolo. Vai Dem. Vai. Dem. Aia, attenzione al contropiede dello Spezia. Vabbè, c'è Yusai dietro in copertura con Manolas. Bravo, bravo. Vai Meret, subito da Manolas, vai. Siamo a 4 minuti e 30 secondi. Spezia 0, Napoli 0. Sul risultato non ci serve, ma comunque ragazzi la partita è lunga, è appena iniziata. Speriamo bene. Raffaele che dice il Napoli merita la Champions, vamos Napoli, siamo tutti con te. La merita di sicuro, ragazzi. Abbiamo fatto nelle ultime partite, siamo stati più costanti. Quando Gattuso ha avuto la rosa a disposizione, ha avuto frutti, ha avuto i risultati, no? A parte la partita scorsa con il Cagliari, che siamo stati beffati, ma comunque il Napoli ha fatto la sua partita. Mario De Bellis, ciao, buonasera caro. Forza Napoli, seguo il primo tempo con te perché purtroppo non riesco a vederlo. Grazie mille Mario, sei con lui che vede, non te ne pentirai, paria. Antonio dice potevano far mettere la seconda maglia allo Spezia, non si capisce tanto con il sole. Bianca, vabbè, ci sta, ma col bianco e l'azzurro sì, ci sta. Lo Spezia poteva mettere la seconda, sì. Ciao Raffaele, grazie che tifi. Ok. Ragazzi, vi invito come sempre a chi non l'ha fatto a mettere like e condividere la live, ragazzi, che non vi costa niente. E se volete offrire un caffeino, una birretta, qualcosa, c'è PayPal in descrizione. Grazie. Dentro Rachmani, anticipato dello Insigne. Insomma, legge Alessandro dice rinnoveresti Gattuso, secondo me sta crescendo bene e non avrebbe senso ricominciare un progetto con un altro allenatore rischiando anche il flop. Alessandro, sì, io continuerei con Gattuso qualora ci porta in Champions. Se poi non ci porta in Champions bisogna cambiare, però non mi convince Spalletti. Io sarei per un ritorno di Sarri oppure un allenatore sì giovane ma valido. A me mi piacerebbe Juric al Napoli. Vai Osimhen, vai! Mamma mia. Bravo. Juric somiglia molto a Sarri, secondo me fa giocare bene la squadra, un bel allenatore, però io sarei per la riconferma di Gattuso ovviamente, sperando che ci porta il quarto posto, perché il Napoli ha la rosa che deve ambire a quella posizione, ragazzi, è l'obiettivo del Napoli. Giovanni Paolo dice il Napoli vuole Pedrosa, Montero e Caio Jorge. A me sono giocatori fortissimi, li ho visti giocare. Pedrosa sta facendo bene e Montero è un buon giovane, Jorge è fortissimo. Allora speriamo che si chiudano questa fa. Vai Osimhen, Zelinski, Insigne, bello, mamma mia, chiusura di Maggiore. Ragazzi, ora siamo pericolosi, attenzione però il contropiede dello Spezia, ma bravo Rachmani. Oh, grande Rachmani, grande Yagit che è un bello difensore, bisogna dargli fiducia a Rachmani. Bello, ma sbagliato. Che ne pensi di Caffè Napoli 1926? È un grande, è mio amico e poi è un grande, ne capisce tanto ragazzi, è un grandissimo Valerio. Grazie Raffaele da quel Daglie, scommetto che tu sei romanista che simpatizzi Napoli. Oggi Forza Napoli. Sempre Forza Napoli, voglio. Ale Napoli, ale. Segna per noi, gonfia la rete, segna per noi.
gonfia la rete. È un grandissimo Valerio. Ora contro Mani, abbraccio, non c'è fallo, la palla recupera Demme, Fabian Ruiz. Eh sì. Di Lorenzo. Scusate ragazzi. Giovanni Paolo dice Pedrosa, 25 anni, Villarreal, 15 milioni, Clausa 35 Montero, 22 anni, Atletico Madrid, 15-20 milioni, Caio Jorge, 19 anni, Santos 30 milioni, mamma mia. Ma sono tutti bei giocatori, tutti bei giocatori. Non li prendi tutti e tre, ma uno lo puoi prendere di questi qui. Non solo oggi, sempre Forza Napoli, sempre. Oddio, ti chiedo scusa Mario, ho sbagliato, perché è una cosa, Forza Napoli comunque. Quale giocatore ti piace di più del Napoli? Zelinski a me, sono innamorato di Zelinski perché in qualche inserimento, in qualche giocata mi rivedo Marek Hamsik, rivedo. Secondo me i romani si montano. Ecco la Giadina. Giada, resta con noi. Giada, mi fa incazzare. Sei la mia moderatrice. Resta qua. Bionda. Resta qua. Sempre Forza Napoli. Sempre. Mi fa da moderatrice. Resta qua. Vicino al tuo canale. Non ne molla mai. Mai come un Napoli. Mai. Non bisogna mai mollare. Non te ne immagini. Resta qua. Provato. Vai Osimhen, vai, magnatini. Questi capelli pigliano correndo, piglia. Sempre Forza Napoli, sempre. Fondamenti, no, del calcio di essere poi aggressivi anche a pensare. Forza Napoli sempre, ragazzi. Eccola Giadini. Ricci, Pignali. Siamo all'11° sul cronometro, ragazzi. Alla Spezia Napoli 0-0. Vai Napoli, vogliamo un golettino del nostro Napoli, subito. Portiamola dalla nostra parte sta partita. A parte il nostro... Vai Osimhen. Vai! Oh, mamma mia! L'avevo vista dentro, l'avevo vista. Mamma mia. Bravo Vittor. Va bene. Va così. Va bene. Guarda là. Bella. In mezzo a tre, guarda là. Peccato, mamma mia. Che fucilato. Va bene. I movimenti sono quelli, sono giusti. Peccato. Pallone ha girato troppo. Peccato. Va bene così. L'importante è provarci. Prima o poi ci buttiamo mai. La mucca pazza. Mannaggia per poco. Giovanni Paolo Spalletti se verrebbe vorrebbe Montero, Caio, Jorge andata volta, tutto quanto. Fabiani il Napoli vorrebbe Vlasic, 23 anni. Che infarto che mi ha fatto prendere quando hai gridato. Hai vista da palla, mannaggia la miseria, invece no. Grazie Giuseppe, grazie mille, Forza Napoli, grazie Fratimo. Lascia un bel like e condivide, fratello. Forza Napoli sempre. Sì. Vai, Di Lorenzo che giocatore diventa. Vai, bella la finta di Zelinski che se ne va. Insigne, mannaggia, mi sento troppo. Vai, Osimhen. Provedella allontana, rimessa per il nostro Napoli. Il Napoli sta venendo più fuori, siamo al 13° e mi sta piacendo negli ultimi minuti, ragazzi. Pallone in profondità per Osimhen si dà da fare, è arrivato alla conclusione. Dai, chi ce la portiamo a casa, bravo. Che la portiamo a casa, sono d'accordo. Ma hai levato la parola a bocca, mi la stessa cosa, Giuseppe, uguale.
Ma Napoli segna per noi, gonfia la rete, segna per noi. Andiamo, vicino italiano, da Marina Presente. Credo che l'abbiate sentito, no? Italiano, ci sarà da soffrire, ragazzi. Pure già lì, pure. Tanto. Adesso può guardare la giocata offensiva di Maggiore, scontro con Manolas, fallo di Maggiore su Manolas, ha fermato giocando il pallone, poi lo scontro 3-2 per il rapido fallo dello spezzino. Giulio Maggiore. Maggiore fallo su Manolas, sì. È stato uno scontro di gioco, nel senso Manolas è intervenuto sulla palla, poi ha lasciato di la gamba e è chiaro che si materializzato. Schiattammo la capa. Punizione per noi, ragazzi. Maggiore ha toccato il ginocchio di Manolas e niente, punizione. Napoli che gestisce la palla da Manolas. Va da Rachmani per Yusai impallato, non sa che da fa, buttala, bravo. La ripassa dietro a Rachmani che gestisce, va da Meret, pallone per Di Lorenzo, lancio lungo a pescare Insigne, anzi Osimhen in profondità, ancora Osimhen, vai Victor, Magnatil, vai Panterone, vai Politano, bello il pallone per Di Lorenzo, così mezzo, gol! Piotr Zielinski, 1-0 Napoli. Di Lorenzo per Piotr e Piotr, il polacco, castiga Provedel. Mamma mia, che azione, voglio Politano sulla corsa per Di Lorenzo in mezzo e Zielinski, mamma mia, che gol. Mamma mia, che bellezza, che giocata, Politano, Di Lorenzo, Zielinski a rifinire per il Napoli e io god, speziandoti. Mamma mia Piotr, se ne parlava ieri Di Lorenzo e Piotr, se ne parlava ieri. Mamma mia, godo come un riccio polacco, godo. Iara hit, io me la sentivo, mamma, sono casciando pazzi. Fiumi di birra ragazzi, fiumi di birra, iscrizione al canale subito perché mi ha già fatto segnare Zielinski a Piotr, il mio giocatore preferito, grande Piotr. Oh, Rachmani, e anche qua ho ragione, pure Katen ha ragione, dicevo che Rachmani è un bel difensore, dagli tempo, è giovane, deve giocare di più, ma Rachmani è un bel difensore, altro che Maksimovic, voglio. Che Maksimovic, noi abbiamo Rachmani, abbiamo Rachmani, abbiamo Rachmani, abbiamo Rachmani, mamma mia. Grande Zelu, Piotr, la qualità di Lorenzo su che la fascia come un resa bruciata. È Politano, l'invenzione di Politano che gliela dà sulla corsa, bella giocata. 2 passaggi in porta, il terzo passaggio in porta è Zielinski, grande gol. Inserimenti di Piotr, come dicevo, gli inserimenti di Zielinski che mi ricorda il nostro Marek. Osimhen, attenzione, ancora Zielinski, Provedel. Ismaili, Osimhen, dietro Provedel di più lungo. Che gol ha fatto e che bella azione che abbiamo fatto, mamma mia, tutta qualità,
Andiamo con i like, ragazzi, andiamo con i like, su con i like, che sembra solo a vinto like. Vai, forza Napoli, scattiamo la capa. Dai Napoli, fanno nata da fa Pasqua, nata. And, che gol Zelinski, veramente, mamma mia. Bello. 19esimo, Spezia 0, Napoli 1, rete di Piotr Zielinski. Rosario dice Rachman è anche velocissimo rispetto a Mark. Osimhen. Ah, vai Osimhen. Va bene, va bene. Manolas. Bravo, Rachman, grande. Insigne. Yusai. Ale, 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 Napoli, ale. Ale, 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 Napoli, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, 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 Napoli, ale. Critico calcistico, grande, sei il numero 1, forza là, grazie mille, carissimo, grazie di cuore, grazie. Mamma mia, se sei nuovo e ti vuoi iscrivere al canale, vuoi lasciare un like, lasciare un like, mi fa favore, mi fa piacere, grazie comunque per i complimenti. Stai qui con noi, che ti diverti. Raffaele dice, scusami Napoli, ma non si possono fare le donazioni. C'ho PayPal in descrizione, basta cliccare su PayPal e mi fai la donazione, oppure se vuoi ti abboni al canale, capito? Raffaele, sì. Zelu 7 in campionato, assurdo, ma cosa Gattuso praticamente l'ha esaltato, l'ha fatto esaltare le sue qualità mettendolo trequartista, è diventato un giocatore fenomenale. Zelu già aveva le sue capacità, già era forte di suo, l'ha cacciato tutto il potenziale fuori il Gattuso a Zielinski, gli ha fatto venire fuori tutto il potenziale facendolo giocare trequartista. Grande Rino, sempre forza Napoli, buon pomeriggio e forza Napoli sempre. Grande Rinuccio, ci ha raggiunto pure Rinuccio, ci ha raggiunto. Vai Napoli, cattamma la capa, piglialo giusto a lui. Vabbè, punizione, va bene. Ora Zelu è affermato per me, è forte. Può giocare in qualsiasi squadra, secondo me, anche nelle big in Inghilterra, anche Chelsea, al Manchester City. Secondo me è un giocatore completo, Zielinski. Ha inserimento, ha tiro da fuori, sa saltare l'uomo, ha velocità. Cioè, è completo, giocatore completo. Francesco Davino, ciao Francesco, buon pomeriggio e forza Napoli. Attenzione ragazzi, lo Spezia attacca e Severs, tiro da fuori però barriera, va Napoli, parte, bello per Osimhen, vai Osimhen, Victor Osimhen. Apamuk. Grande gol, io l'ho detto che se gli davano quei palloni in profondità è Zielinski che gli ha dato il pallone, è Zielu che gli ha dato il pallone. Mamma, sto scendendo pazzo. Mamma, guarda, mamma mia, ma che pallone gli ha messo sulla corsa? Mamma mia, Piotr, io ti amo. Che cazzo di pallone gli ha messo? Mamma mia, ma vai giù. Meritiamo la Champions, meritiamo la Champions. Mettiamo il 2-0, aggiorniamo 2-0, due papetti subito.
Due papette subito, due papette subito. Allora, l'idea era buona se fosse stata per te di intenzione, però la cosa era Fammi aggiornare. Oh, sì. Ecco qua. 2-0, Zelinski ed Osimhen. Ora è più bello il risultato, ora sa più di qualcosa. Ora mi sono mangiato 2 spezie nella pasta, me le sono mangiate tutte quante, sono buone. Vai, orgoglioso di questi ragazzi, grandi. Praticamente un gol ogni 90 minuti. Raffaele Pio Balzano, Napoli, la mia donazione l'hai vista e ti ho scritto pure. Dov'è? Non l'ho vista, scusami. Dove l'hai fatta? Non la vedo, scusami. No, non la riesco a vedere. Non la riesco a vedere. Scusami, Raffaele. Non vedere. Bastano due movimenti Gol grande Napoli. No, non riesco a vedere. Su PayPal l'hai fatto. Grazie Raffaele. Ora allora vado a vedere. Grazie. Comunque grazie. Mamma mia. 4 passaggi. Si è visto proprio, noi qua l'abbiamo visto, nella zona tra la linea di difesa dello Spezia e la linea mediana dello Spezia. C'è un vuoto nel quale c'era Zelinski. E da lì si è sviluppato tutto. Di Lorenzo. Lì uno dei due centrali doveva spezzare prima la linea e aggredire. Voilà. Grazie mille Raffaele, sì l'ho vista, grazie di cuore, grazie mille Fratimo, l'ho vista, 10 euro, grazie. Parliamo di Osimhen, il lavoro che fa Zelinski, qualitativamente penso che non abbia uguali. Grazie fratello mio. Fammi vedere un attimo una volta. Quindi è veramente maculato questo profilo. Grande Napoli. È chiaro perché il calcetto si crea uno spazio e quando giocare in quel ruolo è più difficile rispetto a giocare all'esterno perché puoi essere attaccato da tutte e quattro i quadranti, no? Invece solo quando giochi esterno hai la linea che ti protegge. E a maggior ragione devi essere attento a 360 a guardare il movimento dei tuoi compagni e degli avversari. Chiaro che se vuoi ti richiedi tutti distanti, gli avversari non facile. Osimhen tocca Insigne fuori gioco. Sta giocando tantissimo il Napoli in questo inizio sulla destra, poche palle buone da parte per Insigne. Però è un Napoli che io ho commentato tante volte. Napoli in vantaggio, sì. Cioè, a differenza del Napoli di Sarri, che costruiva a sinistra e chiudeva a destra, si è invertito. Anche perché da sua parte sì, mamma mia, che non è mancino naturale sulla destra tanta roba Pietro, crea di solito con le sinergie, no? Con le filiere tra lui e... Comunque sei in ritardo, ma è normale perché quando sei in live Alessandro, aspetta, scusatemi amici, quando sei in live praticamente vai in ritardo di 5 minuti rispetto alla partita, è normale. Napoli Zelinski è un pittore, che cazzo di gol e che cazzo di pallone filtrante per la corsa di Osimhen, tanta roba, guagliù. Mazzoleni infame con gol con il Cagliari era regolare, quello di Osimhen sì. Grazie Giadina. Alessandro Pero purtroppo è passato ormai, dice.
vicinato, cioè, Che cazzo è Napoli, voglio che stiamo vedendo e stiamo scattando a capo, voglio. Siamo al 28esimo 2-0, voglio. 28esimo 2-0, 15esimo Zelinski e 23esimo Osimhen. Che cazzo, voglio. Siamo forti, siamo troppo forti. Contro Osimhen, alla corta, Chabot, Fabiano Ruiz, Fabio Gonzaletti, sempre a destra sulla posizione di Lorenzo. Vai Zelinski, mamma mia che... Si mostra, Zelinski, non mostra. Ottimo lavoro difensivo di Insigne. Zelinski ce l'ho pure a fantacalcio, voglio. Di Lorenzo, guardate qua, guardate un fantacalcio, sopra poi. Ah, non si vede niente, peccato, volevo fare vedere. Con Insigne, altro recupero. un'altra sottolineatura da fare è come gli esterni Zelinski al fantacalcio, voglio. non sacrificare, no? Zelinski, Napoli l'87, e Di Lorenzo e Meret. Napoli l'87, Di Lorenzo, Meret, Zelinski. Mertens però non sta giocando, vabbè. Avete visto? Anch'io vado in ritardo, vabbè, è normale. Fanno di tutto per far andare la Juventus in Champions, ma per ora se lo pigliano a chi lo possa, a chi lo servizio. Voglio come a voce a Luca Napoli se ne aiuta la voce, se ne è partita. Ma che è vero comunque che la Juventus è molto aiutata. Alessandro fanno di andata a voto. Comunque Antonio mi dice ora non facciamo riaprire la partita allo Spezia, giusto? Ma Zelinski scambieresti mai? E se sì, con quale calciatore? No, Zelinski me lo tengo, non lo scambio con nessuno. Giada pure tu in ritardo, ma anche i cani, voglio. La voce se n'è partita, se ne aiuta la voce. Gigana, sta voce se ne aiuta. Con tutte le arretrate. Giada, vai con Napoli se vai in Champions, vai, è presto ancora, però io ci credo, ragazzi, pare hit che ci abbiamo credo. Chiudi. Grande Di Lorenzo. Era fuori gioco però, grande Di Lorenzo però in chiusura. Tengo ancora la mucca già. Allora, John Lanci, buonasera, per te va Milan o Juve in Champions? Forza mia. È favorita leggermente la Juventus perché sappiamo per cosa. Per cosa? Lo sai pure te, John, che la Juventus viene tanto aiutata, no? Però io voglio tutta la vita che va il Milan in Champions insieme al Napoli. In primis il mio Napoli, però se devo andare a Juve o Milan, che vada al Milan. Voglio che ci va il Milan, il vostro Milan. Rino, la mucca è fondamentale. Ten un latte, caccio un latte la mucca. Lo so, per quello sono preoccupato, infatti. Speriamo bene domani, John, speriamo bene, amico. Ragazzi, è già luccato così tanto che non tengo più la voce. Ma se ne è partita, se ne aiuta la voce, è andata già in Champions la voce, ragazzi. A Napoli, vai, sciattamela la capa. Era prima con me spezzamela in due. A Napoli. Se non c'è la qualità del passaggio di prima è la zona chiusa e diventa dall'altra parte rispetto. Adesso Marchizia con spazio. Ora attacca lo Spezia, siamo al 32esimo. Spezia 0, Napoli 2. Zelinski e Osimhen stanno castigando i spezzini, li stanno spezzando. Estevez. Ismaili, vai piano e vai tranquillo, Napoli. Grazie, pa. Nabir, quando si balla già di grazie, Nabir. Vai Politano, oh, punizione, oh, giallo, chi sei giallo? Oh, fa venire l'azione, vai Insigne. Vai Usai, tira! Maronna! Usai stiamo facendo un gol alla Insigne, a tira gira.
Ma che si sciuto pazzi, io sai. C'è sta l'ammonizione, Napolitana è ammazzata. Solo che la mucca di Francesco non è mai bianca e nera, ma bianca e azzurra. Grande Gino. Grande Rino, voglio dire. Mamma mia, se ne è partita la voce, voglio, se ne aiuta. Devo bere un po' d'acqua. Scusate un attimo, ragazzi, ma già bevo un po' d'acqua. Lo scatto di Osimhen allungato di quella avversaria poi ha permesso ai compagni di sviluppare così la rete dell'1-0 con Di Lorenzo per Zielinski che ha superato i difensivi del posizionamento. Mamma mia, oh. Ce ne sono Osimhen, lui Mangiaci sei cordo vocale, mangiaci. Quella della Milka. Ah. Amore mio. E su due bombe atomiche la fa Mucchi, grande Giuseppe. Raffaele dice la birra sarebbe buona con la pizza, però. Giusto, Raffaele, sono d'accordo, 100%. La birra sta buona con la pizza e poi sta buona in da panza. Giada che dice? Giada è un'esperta di birra. Ma mo sei esperto pure i mucchi, Giada, io non ci ho capito, tu hai cioccolato. Una volta. Oh, ma stu cosa si sta ambicciando. Ah, fa mucchi e basta. Vai Politano, vai. Corri. Punizione fuori area. E stiamo facendo male, voglio bang, ci stanno capendo chiudere. A Reitti che ci facevamo male. Se vi siete persi la live, andate a vedere la live di ieri sera e avevo detto tutto, ci ha azzeccato in pieno in tutto. Rachmanic è ancora un buon giocatore e secondo me gli devi dare spazio e gioca bene. Di Lorenzo è in formissima. Osimhen, se gli dai pallone in profondità fa gol. Zielinski è un giocatore spettacolare e oggi ha confermato quello che ho detto tutta ieri sera, tutto. Francesco dice ho simulato un anno su FIFA 21 con il Napoli, arrivati a fine anno ho letto Crotone vince l'Europa. Cazzo, e schiattama la capa, voglio la voce se ne aiuta. E cordo vocale, voglio il cordo vocale, prestatemi il vostro cordo vocale perché se non aiuta in me. Ciao miseria. Ma fate pure, ma fate. A fine campionato non so se ci arrivo, voglio. È ovvio, Raffaele, è ovvio. Ciao. sono proprio i tempi di gioco che mancano, no? Ad esempio anche in questa situazione Giasi è andato dopo Copondo e Maro Paolo, Beatrice, ciao Beatrice, Murinio Monzaild. Ciao e benvenuta nel mio canale. Se vuoi iscriviti al canale, lascia like, condividi. Grazie di essere qui. Comunque non ho capito cosa è scritto. Comunque. Alessandro Maro Paolo. Ho appena realizzato che il Maradona è più grande dell'Anfield. Qui Napoliele, Sara sarà contenta che sei senza voce, sì. Io so però, e purtroppo il fatto della Juve lo so. Maronna. Domenico Basile, grande, forza Napoli, forza Napoli, forza Napoli.
Di Mourinho cosa ne pensi? Dice Beatrice, è un bel allenatore, un allenatore che ha esperienza, un allenatore forte ovviamente, non ci sono dubbi, però deve dimostrare in Italia e poi la Roma gli deve, cioè la presidenza, la dirigenza della Roma gli deve comprare i giocatori ovviamente, perché può essere bravo quando vuoi Mourinho, è vincente, però se non c'è i giocatori non vince niente. Deve comprargli i giocatori che fanno al caso suo, capito? I giocatori che lui chiede. Dopo si crea quello spazio alle spalle dove poi va a giocarci con facilità. In questo specifico. Comunque grazie Tomei per l'iscrizione. E loro rimanevano sulla linea del cerchio di metà campo della loro metà campo. Quindi è lì che devi avere coraggio di essere più alto. Cosa ne pensi domani tra Juve e Milan? Ovviamente il miglior risultato per il mio Napoli, se proprio deve vincere qualcuna delle due vorrei che vince il Milan, perché la Juve non la vorrei in Champions, preferisco il Milan alla Juve. Sempre forza Napoli, sempre Domenico. Maradona è meglio per lei, ci abbiamo fatto un mazzo tanto per la vita. Vai Piotr, mamma mia Piotr, Piotr, quando ci sposiamo per Zerischi, quando mi sposi? Ancelotti, grande mondiale. Qui Valeri, ma che sei un banano? Ah sì, Cambatese tipo Politano, ci sta, ci sta. Ale, Napoleani. Ale. Acqua lede. Aspetta un attimo, fra. L'avversario che ti viene incontro, uno rapido, uno che passa sul passato, devi sempre essere attento. Vediamo l'uscita. Allora, scusate ragazzi, prego, è sempre Forza Napoli, ovvio, Maradona immortale, unica leggenda, giusto? La leggenda più potente, a più forte del mondo. Francesco Gallo, ciao, buonasera, ma la società più vecchia della Campania qual è? Non so per certo, ma penso il Napoli, penso. Non vorrei sbagliarmi. Noi siamo del 1926, sicché non lo so. Non so le altre. Napoli grande squadra, grazie Beatrice. Raffaele già, Napoli mondiale, Napoliello, Fratimo, Giuseppe dici a me ale, grande Giuseppe. Si fratemo carnale, frate. Tutti quanti siete i fratelli miei, tutti. Francesco Canno, Francesco è la Matusalemmese. Che dice Francesco Gallo? Puteolona, ho trovato, Antonio dice io giuro queste cose non le capisco, tira la palla in avanti e via, appunto. Vai Insigne, vai. Bello. Vai. Polità. Va bene, vai, schiattiamo la capa. Oh, fallo, oh! Bravo, se no ti chiamano un pack, ti faccio girare come a una trota, come cazzo si dice, quello che girava, come si chiamava? Ragazzi, come si girava che era paziente che si giocava quando eravamo piccini? A trottola, ti faccio girare come una trottola, qual è? Ti chiamano un pack e ti faccio girare come una trottola. Sì, il Napoli perché il Benevento è stato fondato nel 1929. Ecco. Che parte Napoli? Sì, il Bosco Reale, però provincia di Napoli.
penso lo sapete dov'è. Però sono in Toscana da un bel posto, da un po' di tempo in Toscana. A Trottolo, bravo Alessandro. Asime! Victor! Osimhen! Vai Napoli, va fa un muc. E su 3. Mamma mia, che cazzo di gol! Che cazzo di gol che fa! Che cazzo di gol che fa! Sciuto pazzo, mamma. Napoli la esce pazzo. Mamma mia, voglio mamma mia, sto scendo pazzo. Carone, Pavano, tutti i Valdifiori, la della posizione del Zidane comunque in un secondo scatta lo score ti posso dire, però avendo fatto tante volte sono anche una specie di pseudoblocco, no? Cioè quello che sta in quel caso e ti faceva perdere il tempo al difensore. Qui nessuno libero. Aspettando adesso. Dai, è regolare, dai che è regolare. Non ci romperà, non sapete Valeri, chi cazzo sei tu? Dai che è regolare, voglio, dai che è regolare sto gol. Ah, fa muc. Ancora, nati ce ne vuoi, nato, che cazzo ce ne fotte. Amma scattare la capa, ci ha mangiato sta spezia. Io dico che amma spezzata. La dobbiamo speziare. Doppietta di Osimhen, mi fa male a panza. Ma che 2-0, Napoli non mi ha fatto nada, sono tre pallone. Vieni a che mi ha fatto 3 palloni, vieni a qua. Beatrice, te so gol Osimhen on fire. Victor on fire. La. Victor on fire. Si trasforma in un razzo missile con un circuito di 1000 vanni, con la palla al piede va. Ma chi è? Victor Osimhen. Mamma, c'è tammaga. A fa muc, Rino, a fa muc, 4-0, 4-0, mo facciamo, calmi, mo facciamo pure 4-0, arrivo pure il tempo suo. Vai Napoli, sta senza pensiero, già da state senza pensiero. Ma se l'avessimo tenuto per l'intera stagione, stavamo pariando a quale? Stavamo pariando a scendo pazzo, stai scendendo, ti stanno venendo i bollicini. Tu sei piena di bollicini, non stanno venendo pure a mente a capo. Napoli, ma se 2 giocatori fanno tripletta, a chi danno il pallone? Su tagliano a metà e so portano a metà a casa a testa. Sto pazziando. Un pallone a testa, danno 2 palloni. Uno lo piglia per Dio Osimhen, è nato se fatto tripletta a Zielinski, lo porta a Zielinski, capito? Ma è difficile, però mai dire mai. Schiattiamo a capo, forza Napoli sempre, voglio. A muc. Su scendo pazzo. Dice Antonio, grande ragazzi, dice Alessandro, ma ce la fa. Dice Antonio, Puteoli Sport, fondata nel 1902, Pozzuoli è la squadra più antica della Campania. Giuseppe Francesco finisce 5-0, assicurato tuo frate. Alessandro dice Osimhen è troppo, tanta roba, è troppa roba. A roba, ma non a roba come a Juve, Francesco il pallone lo fanno a metà, lo tagliano a metà. Infatti quello che dice via, forte a Puterone, chi cazzo la conosce? Rino già, Cocco e appena la Coc!
Osimhen, Maronna, Osimhen, sto scendendo pazzo. Napoli Champions, ma assolutamente. E dice, io sono nato a Pozzuoli, grandissima, grandissima, cuore partenopeo. Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Questo è team, è pure Wind, è pure Vodafone. Ah. Ciao Francia, forza d'ora, ciao Embiovo, forza Napoli sempre. Giuseppe, il nostro la Champions, vai cazzo! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché. Di tempo nel passato siamo ancora qua e oggi come allora difendo la città. Ale 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 ale, sei tutto tu per me. No. Ha già sfugato un po' passo fatto, voglio. Sto morendo. Io tipo Portici che sta attualmente in Serie D. Speriamo che sale Portici, dai, è sempre una squadra campana. Devono salire, così come la Salernitana, voglio. Le squadre campane devono stare tutte in B, chi in A, chi può in A, chi in B, chi in C, capito? In base ai soldi che hanno, ovviamente. Misci ci dice, segna da 4 consecutive, prima doppietta in Italia, io ripeto, Osimhen is on fire. Che pioli son fire, che Osimhen son fire. Ieri in live per non gufare dissi, sarà una partita difficile per noi, 0-3. Io darei tanto che ne facciamo 3 allo Spezia. Speriamo di non prendere gol, avevo detto 3-1 Napoli. Speriamo che non subiamo gol, anzi che non facciamo male. Giuseppe Pellegrino, il cordo vocale sarà un aiuto, buonanotte. Infatti sarà un aiuto a cuccare. Ma voglio vedere a Roppo post partito come faccio un video senza voce. Io purtroppo non sono di Napoli, però non ho l'origine, visto che la buona anima di mio padre era di Torre Annunziata. Un bacione a tuo padre lassù, un bacione grande e che riposa in pace, abbonandomi ai padri. Comunque io sono di Empoli, provincia di Salerno. Speriamo pure la Salernitana, voglio la Salernitana in Serie A. Un bacione a tuo padre, ancora una volta. MGC, ciao, chi non salta Rubentino, chi non salta Juventino, chi non salta Rubentino, chi non salta Rubentino. Vincenzo Rea malatissimo, ciao Francesco, come stai? È da tanto tempo. Bene, ma se ne hanno partito un attimo il cordo vocale, sono andati a Napoli, ora ritornano fra poco se ce la fanno. Tu come stai? Tutto a posto, Vincenzo? Forza Napoli e benvenuto nella live ancora una volta. Grazie Napoli. Giuseppe, buonanotte, Tast, maestro, tunato, Rino, tra le squadre campane della città capoluogo, quella che è stata fondata prima è la Casertana, 1908. Antonio Napoli, Fratem, ciao Andò, forza Napoli, come stai Andò? Tutto a posto, fratello? Un abbraccio e forza Napoli sempre, fra. Come stai? Raffaele, grazie Napoli, di niente Raffaele, di niente, lo faccio con il cuore. Non c'è bisogno di ringraziamenti. Raffaele per il tuo papà. Brava Giadina, brava. Siamo una famiglia, ragazzi, siamo una famiglia. Pure io ho perso mio padre quasi 2 mesi fa per una malattia alla testa. Un bacione anche per tuo padre e condoglianze, Vincenzo. Che riposa in pace, che possa essere lì per la terra per tuo padre. Ciao, mi saluti, sono napolitana Rinducore. Napolitana Rinducore, un bacione e forza Napoli. Celebriamo, mi spiace. Ma allora tu allora ti chiami Francesco? Sì, mi chiamo Francesco Raffaele.
Mi piacerebbe il Casertano in A, grande squadra. Mi piacerebbe, come ho detto, tutte le campane, quelle che possono venire in Serie A, ma la Casertana non ha soldi, secondo me, per fare la Serie A. Gennaro, buonasera Fratimo, sempre Forza Napoli, sempre. Grazie Francesco, di niente, Vince, di niente. Antonio Napoli, ti saluta anche mia moglie, Fratimo, si chiama Maria. Un bacione a Maria e a te, Fratimo. Sei un grande, sempre Forza Napoli. Un bacione, buona giornata e sempre Forza Napoli. Rosario, sarebbe ora che Pozzuoli diventasse capoluogo e provincia, visto che ha 81.000 abitanti. Anche io sono un puteolano orgoglioso. Capito? Sempre. Vado un attimo in bagno, non condannatemi per essere allontanato. No, tranquillo, Francesco. Vai con comodo, tranquillo. Non sei obbligato a nulla. Beatrice, la Casertana ha avuto accesso alle fasi di playoff, potrebbe salire in B. Speriamo, dai. Beatrice, io sono in Svizzera, ti seguiamo. Grazie Beatrice. La Svizzera poi tra l'altro è bellissima, bella. Tutto il verde, le montagne, bellissimo. Sempre Forza Napoli e grazie mille, grazie di cuore per seguirmi sempre. Grazie Beatrice, veramente. Gennaro Ufra, Giuseppe Pellegrini che piace KK. Forte, Koulibaly e tanta roba. Siamo un esercito di famiglia, siamo bellissimi, ragazzi. Noi siamo ancora più belli di tutto, del calcio, di tutto. Questa è la cosa più bella, siamo noi, ragazzi. Siamo noi che portiamo annanzi un Napoli, siamo noi. Raffaele, ci mangiamo, scattiamo a capo, andò. Roberto dice, ciao Napoli, ciao Roberto, forza Napoli. Scusate ragazzi perché qua c'è Simona Ganatino La Spina, ciao, finalmente sto Osimhen, Assa Famaron, grande Osimhen che fa una doppietta spettacolare, che partita anche di Zerischi ragazzi, gol e assist perché noi guardiamo i gol di Osimhen, grandissimi gol, grande Osimhen, ma Zerischi che partita sta facendo, grazie Rino. Anche Di Lorenzo, ciao Forza Napoli, Trina, grande Dora, sempre Forza Napoli. Ma chi la Gennaro che piace uguale? Vincenzo si chiamava Gennaro, mio padre, è morto a 54 anni. Mi dispiace. Che possa riposare in pace, Vincenzo. Antonio Rosi, sono di Bosco Reale, provincia di Napoli, però sono in Toscana. Gennaro Pellegrini e schiattammo Ucraina, capo, Ucraina, orecchie, tutte cose. Sono tornate, che è successo? Non è successo niente, stiamo primo tempo. Rossella Canciano, ciao e forza Napoli. Mi chiamano Mario Coscetta. Coscetta di pollo, no, sto pazziando, sto scherzando. Ciao Mario Coscetta. Ciao Rossella Canciano, Mario Coscetta, insomma. Io da sanità, grande, andò. Si forte, bro, grazie, fratello. Beviamo acqualete che tutto si ripete. Beviamo acqualete che poi tutto si ripete. Cioè, nati 3 gol in 2 secondi tempo. Ragazzi, scusate, 30 secondi di pausa. Eppure io me ne fu servizio mio, capite? Aggi un attimo a quella parte là. Metto un attimo in pausa, 30 secondi e ci veniamo fra 30 secondi. Ale, da Bologna. Ale, Bologna. È passato un altro tempo.
non ci lasceremo mai. Siamo figli del Vesuvio, forse il giorno esploderà una vita insieme a te. Ci domenica alle 3, io non riesco a stare su senza te. Quando un giorno morirò, da lassù ti guarderò, quanti cuori al funerale chiederò. È passato tanto tempo, non ci lasceremo mai. Siamo figli del Vesuvio, forse il giorno esploderà una vita insieme a te. Di domenica alle 3, io non riesco a stare su senza te. Quando un giorno morirò, da lassù ti guarderò, quanti cuori al funerale chiederò. Vai giù. 165 euro al mese. Mamma mia. Mi dispiace per tutti ragazzi, tutti quelli che hanno perso il padre o qualche genitore, mi dispiace ragazzi. Victor Osimhen, fortissimo. Mi dispiace ragazzi, una preghiera per tutti quelli che hanno perso i propri genitori, che sia fratello, padre, sorella, qualsiasi genitore. Valentina, ciao, stiamo vincendo 3-0. Sì, Valentina, benvenuta sul canale. Un bacione e forza Napoli. Tutto a posto, sì, tutto a posto, è uscito Juventino in do bagno, capito? Sono andato in bagno e è uscito Juventino. È uscito Juventino, Dina, do stendina. È uscito Juventino dall'istendina. Dall'intestino. O Juventino dall'intestino. Natazzuli e le caffè, Napoli è sempre con te. Grazie Prato Maggenna. Grazie Prato Maggenna. Dispiace però. Entra Gattuso, rientra il Napoli, sta per entrare Piccolo e lo Spezia, super spot. Sta per trasina. Vai che ci mangiamo, vai. A di culo, ma va. Lo sapete che ogni anno 200.000 tartarughe marine muoiono dimenticate, tracolate. Sarò con te. Di niente, Prato. Grazie mille, Genna. Vincenzo è amalatissimo del Napoli, è meglio che cambiano discorso per favore. Sì, è meglio parlare di cose positive ora del nostro Napoli che sta vincendo, ragazzi. Facciamoli riposare in pace i genitori, capito? Devono riposare, non devono essersi sentiti nominare, tanto restano qui nel cuore, sempre nel cuore restano, capito? Resteranno sempre con noi, sempre con voi, i vostri genitori. Vi guarderanno da lassù, quello sicuramente. Capito? Vai Napoli, ora la maschetta a capo, vai Napoli. Italiano, t'hanno fatto diventare spagnolo, t'hanno portato in Parigi, Spagna, i pan di Spagna. Io, italiano sei diventato spagnolo, tedesco, inglese, che sei diventato? Non sai nemmeno tu, ci stai capendo più niente, stiamo facendo crescere i capelli a capo. Non c'hai nemmeno un capello e oggi il Napoli ti sta facendo crescere i capelli. Secondo me sta partita l'hanno fatto pigliare. Esatto, Francia. Quindi Piccolo destra centrocampo insieme alla Gudele Giasi, Ricci, Anelite, Steves e Maggiore a centrocampo, Martizza. Non posso, Rossella, non posso, mi dispiace, ma non posso perché sennò mi bannano la live, capito? Tanto ascoltate, ragazzi. Vai Napoli, vogliamo altri gol, vai Napoli, abbiamo scazzato a sospetto, ci abbiamo fatto la partita di andata che ci ha rubato praticamente, una partita che noi abbiamo dominato in 90 minuti, hanno fatto i tiri in porta e hanno vinto la partita e oggi hanno cagato tutto quanto. Attenzione, mamma mia, Manolas Rachmani, grande partita. Oh, io sai,
Insigne spacca tutto, grande Valentino. Arrabbiato molto Gattuso con i suoi. È giusto che c'ha ragione, che è arrabbiato Gattuso, perché stiamo concedendo il campo allo Spezia. Non è finita la partita, ci sono 45 minuti. Ciao Francesco Fra, da interista Forza Napoli, anzi voi che i gobbi di merda in Champions. Grazie Francesco, grazie mille. Scudetto meritato per voi, eh. Bravo Manolas, sì, insieme a Rachmani. Oh, vai giù. Accorta chi? Vai Demme, grande Demme, grande Demme, centrocampo Demme. Oh, Yusai, ma che cazzo combina? Piglia chi? Su, grande Lorenzo, a ripiegare in difesa, grande Osimhen, Fabian, vai! No! Cazzo! Pallone lungo per Zelinski che era partito, aveva tagliato bene, mannaggia. Vado a vedere la partita 0-5, segna un po' Popolitano. Grande Vince. Peccato l'ultimo passaggio di Fabian sbagliato. Oh, lo go, finisce. Mannaggia. Ma ora stiamo facendo giocare però, scetate passo su che la partita non è finita, ci sta tutto il secondo tempo. Doppietta di Politano. Ciao Matteo Manfreda, buonasera e forza Napoli. Speriamo in una doppietta pure di Politano, dai, che Politano ha iniziato l'azione dove è nato il primo gol del Napoli. Chiudiamo sta partita, già è chiusa 3-0, però c'è tutto il secondo tempo, capito? Non del tutto, non possiamo fidarci mai, non bisogna mai fidarci e mai sottovalutare l'avversario, mai. La partita dura 90 minuti, non 45 minuti. Fabian Ruiz, posizione di Lorenzo, Fabian Ruiz centrale per Alas Rachmani. Yusai, Insigne verso Victor Osimhen chiamato da Gattuso, arriva Osimhen, anticipa Ismaili, lento ma la centrale per Zelinski. Vai Zelusi forti, Zelinski, tu sei l'amore mio. Yusai, mamma mia. Giusto Francesco, infatti Raffaele, non possiamo mai distrarci un attimo perché dopo fila. Vai Insigne, vai Napoli, Demme, Insigne, anche Demme che è partita. Vai Insigne, manca un gol tuo, capitano. Bello per Fabian, oh! Demme, mamma mia, Provetel che parata. Bravo, vai giù comunque. Vai Fabian. Comunque anche Fabiano sta facendo una partita buona, non sta facendo una grandissima partita, ma comunque non sta giocando male, Fabiano. Sei italiano? Ma quale italiano con i capelli? Sei italiano con i capelli? Ti hanno cresciuto i capelli, fra? Dopo 3 gol Ronaldo, Doppietta di Osimhen, grande Osi, ha spaccato la porta Osimhen. Tutti gli altri gli frussarino. Frusta, Giada, frusta. Mucca pazza. Mucca pazza. Grande Insigne, grande capitano. Vogliamo il quarto gol e tutto a casa. Sì, mentre c'è sulla parte dello Spezia chiaramente un po' di scoramento, stavo osservando Gattuso che veramente avanti di 3-0 non smette di chiamare ogni pallone, intanto arriva fino alla linea di centrocampo per dire ai suoi giocatori come muoversi, incitarli senza Di Lorenzo controlla bene, Politano lo aiuta.
rafforzare con la Gattuso Fabian Ruiz, protezione sinistra bene di Maggiore, in verticale, Zielinski tocca per Politano, la palla buona, dentro Osimhen, sulle spalle Insigne, Politano. Vai, Zelu. Dem. Di Lorenzo, grande partita di Giovanni. Vai, Zielinski. Mamma mia. Ma vai. Vai, Napoli. E facciamo male. E facciamo male. Mi sta tornando piano piano la voce, piano piano. Stiamo cercando perché sennò casa ne va un'altra volta, se ne parte. Quando ci vuole un apre forte, pazzo. Ma no, ma c'è nessuno si è fatto avanti. Signa per lui, compia la rete. A mangiare un apolo, voglio che tenga in coppa, a mangiare un apolo. A mangiare un apolo, non si vede lo stemma, però a mangiare un apolo. La N. Ma no, c'è su una cena e nessuno si è fatto avanti, solo Rino. Quando vengo a Napoli bisogna farci una cena tutti insieme, ragazzi, bisogna conoscerci dal vivo, organizzarla. Buonasera Andrea, buonasera, fratello, e forza Napoli. E cambia il volto della squadra. Ecco l'assenza che ha condizionato il cammino del Napoli quest'anno sua, insieme a quello di Smertens, che c'è attaccato caratteristiche diverse, ma insieme a novembre e a febbraio non ha potuto. Questo è vero, bisogna vedere anche le altre partite. Intanto godiamoci il momento, però mai abbassare la guardia, ragazzi, sempre a testa alta, partita per partita. Vai Napoli. Oh Fra, mo ti dono 100 euro. Grazie mille Genna. Mi faresti veramente un grandissimo regalo se mi fai questo. Ma a te immagino un Apple, a te. Immagino per un Apple. Grazie Genna, se puoi, mi faresti una grande cosa. Ho rotto il telefono dopo il gol del Cagliari. Mamma mia. Ci sta. Io stavo spaccando il computer. Ci sta Andrea. Non nervoso, ma anche i cani. Ormai è troppo tardi, aspetto Rino con il tacco 12 e minicon. Az. Già. Rino Sari. Poi fatta la moglie, Buonasera già da Mucca. A Mucca. Accorto a Kiss. Grande, mamma mia, Zielinski! O fallo! Ma Zielinski, io ti amo. Io mi sposa un polacco, facciamo i polacchini, Zielinski. Che dice, amore mio? Lo facciamo un polacchino. Amore mio. Che dici, non mettiamo il cappello sulla neve, amore mio? Ma che cazzo sta cosa? Vado e partito, mo Cosca. Mazzoleni non lo metto al VAR oggi. Ma non vedo cosa, perché non mi fa vedere? Ma Napoli.
Si è imballato il computer. Boh. Meret, vai Napoli. Yusai. Vai, Osimhen. Zona maggiore, grande Manolas, grande Napoli, Temme, bel pallone, vai Politano, vai che c'è, vai Politano, mamma mia, va bene, poi ci siamo mangiati un gol 4-0, ha fatto una grande giocata di Politano, poi gli è mancato il gol, ha tirato troppo di potenza, doveva solo piazzarla lì, va bene così, vai, va bene così, però ce ne siamo mangiati almeno altre 2 palle gol clamoroso. Dite a Gattuso comunque che sta un po' zitto, non succede niente. Sta arraggiato Gattuso, fra andò, sta arraggiato Gattuso. Oh, ma si è bloccato il computer, mannaggia, miseria, mannaggia. Non riesco a trovare la freccia. Ma come mai? Simpatico il ragazzo tifoso della Roma che avevi in live l'altro giorno. Sì, avessi Andrea, bravo ragazzo, nonostante sia giovane a 14 anni, sa di calcio, molto bravo. Vai, bello! Zeli. Ah. Fuori gioco, va bene. Ma perché non va su cosa? Vai, capità, manco gol tu, capità. Tanto radamagno, infatti. Ma stu scemo, lui, ma che stai facendo, frate? Ma non vedo un cacchio, non vedo. Mettete il lentino, frate. Ma che cazzo piglia sto computer? Ma anche cane. Scusate, voglio che oh, adesso è scemuto. Hai avuto un ballo computer. Ma non va per colpa di ognuno. Che è un problema. Ma allora, boh, c'è problema. Oh! Manolas, che partita stai facendo? Manolas, tu è pure cosa, Rachmani, grande partita. Con rapidità. Dalla lì a Budelo ma proprio che era tutto discreto. Esteves, destro basso, Fabiano Ruiz, Vignani. Esteves, controllo che diventa dribbling, c'è il fallo in coppia. Ragazzi, 60esimo 0-3 per noi, dai. Voglio un attimo da quella parte, arrivo subito, non aspettate che non vi muovete, state fermi, arrivo subito. Ha trovato subito la coordinazione. Perché la palla è sempre in una zona altezza bacino, lì non dici è sulla boccia, la metto a terra oppure bassa, la calcio al volo. Largo piccolo vicino Chabot, Ismaili, maggiore Giatti, zona primo palo, cercato Giatti, anticipato, la palla parte su Temme, veloce, e recupera il pallone, arriva Osimhen, in sovrapposizione, l'ha visto Temme, adesso palla per Osimhen, riparte Osimhen, 1 contro 1 con Marchizza,
Mariano di Negro, ciao Mariano, forza Napoli sempre, sempre. Già da una cena di uomini e donne, è una puntata di uomini e donne. Andrea, siamo tornati padroni del nostro destino con questa vittoria, infatti, perché poi fra Juve e Milan qualcuno perde punti sicuro, sì che sì. Oh, ma Cianut, sto cazzo di tastiera, ma perché non da io? Perché non da io? Terza moneta allo Spezia. Ragazzi, è cresciuto vivaio, spezzino il periodo maggiore. Ma tu cazzo di da finire la freccettina qua? Mamma Rugar. Mariano Fratom Gennaro 0403 Zelischi e Fabiano scoppiano tutti. Alessandro, io devo capire sinceramente come ci abbiamo fatto a prendere come abbiamo fatto a perdere contro questi scappati di casa nel girone di andata. Due tiri hanno fatto e ci hanno fatto gol. Noi abbiamo avuto un casino di palle gol, almeno 20 palle gol e insieme a state cazzi e fa più di un gol abbiamo fatto, abbiamo perso la partita. Questo è il calcio, Alessandro, questo è il calcio. Oggi invece per fortuna nostra l'abbiamo sbloccata subito e poi li abbiamo fatti male, perché se riusciamo a cosa che non c'è riuscita nella partita di andata, oggi c'è riuscito tutto quello che non c'è riuscito nella partita di andata. E dobbiamo dire anche che nella partita di ritorno abbiamo un Osimhen in più che all'andata non ce l'avevi. Era un altro Napoli, appunto Andrea. Attenzione. Oh, ma retto. Piccoli 3-1, voglio. Mannaggia che la puttana, piccoli e grande, da tutto cazzo. Voglio, ma si fa sempre pareggiare, no, però ma sempre più un gol a cazzo. Ma sempre più un gol a cazzo. Fa incazzare, spacco tutte cose. Oh, ma la tastiera non funziona. Ma ci cazzo di cazzo, mo ci cazzo proprio, Cavatto. Ora Fallo di Osimhen, Riccardo Giudici. no, hai mandato qua, sembra la Se vuoi essere dominante, dai la possibilità all'avversario di entrare in gara, quindi non devi calare su cose sono male. Sì, ma perché c'è una cosa. Ma è croma. Croma. Ce ne sono tante. Ma è croma questa cosa. È un riballa. Sì, ma non va nemmeno la tastiera. Sì, ora va. Vai, ora sono proprio. Sara, ciao, ti salutate lì. È un problema, mi ha dato problemi sto cazzo di computer scassato cazzo. Mi ha dato problema con il computer. Ma giorno risultati che ha segnato piccolo, grande, fa un bocca a chi è morto. Piccoli. Oh, avevo detto 3-1, gol ha subito.
azzeccavo il risultato, però vaffanculo, era meglio se non si subivo quello. Vabbè, che mi fa? Siamo 4esimi piccoli, fammi aggiornare il risultato. Se passa la Cacciabò a libertà. Invece Brandello, Usani di testa sbaglia tanto, Meret e Ma bravo Meret. per arrivare il coltello di gelo sul pallone. Se lo bravo Meret, tempo, sveglio, vigile. Fammi aggiornare 1-3, salva. Aggiorniamo il risultato, ok, 1-3. Commenti, scusate ragazzi per l'inconveniente che è avvenuto, purtroppo mi si era imballato il computer, non andava Google Chrome. Guarda come va a finire, quando cala l'attenzione. La vinciamo, state tranquilli, state calmi, la vinciamo, me la sento. Lino che saluta. Che dice Giada, Napoliele mi ha fatto ridere anche se non ho voglia, non hai voglia. Lino per le ciabatte, ecco. Vai, senza scarpe te ne vai, dai che la portiamo a casa. È il bello della diretta. È il bello della diretta, di Diletta. Osimhen, mossa a Ciren, uccellita a capa gialla. E basta. Non mi fate male a capa gialla. Che forte Osimhen, ha spaccato la porta. Entra Mertens. Entra Mertens, vogliamo pure con le Ciruzze. Vogliamo il gol di Ciro, Mertens. Chiudi la partita, Ciruzzi. Chiudi la partita, Ciruzzi. Chiudi la partita definitivamente su 4-1. 4-1. Senti a me, Rai 1, sì. Rimane a mattina. 4-1, ma fa. Oh, ci sta pure Mario Rui, un baffetto mafioso. Zelischi. Piotr. Ave Piotr, Ave Piotr, Ave Piotr. Giada bellissima. Complimenti ti fanno, guarda qua che complimenti ti fanno, Giada, guarda qua. No, le ciabatte non l'ho viste, me le fai vedere, Francia? E ciabatte da Nike. La partita stagione vedo nella 12-2013 con lo Spezia alla verticale per Mertens tocca il belga rimessa laterale Io da Nantes Diego a presidio stai lì controlla la zona perché comunque Ciruzzo, l'immo con le Ciruzzo. la corsettina indietro di una mano ce l'hai, no? A fare il centrocampista e sei comunque Mertens magari è meno propenso l'abbiamo visto. Michi Romano, ciao e forza Napoli. Porco Dio, Il mio obiettivo è stato completato. Che chapeau, un chapeau, ne a fanculo, chapeau. Italiano c'è nel gioco, c'è giro palla a 3 con Ricci, chapeau, non ha più spazio. Accorto a Kiss. Eccolo, il cambio gioco per Vignali, il modello aveva già stretto, troppo lungo. Sempre e comunque, sempre. Ti stimo, grande Gabri, grande. Dilatare la linea difensiva avversaria, perché uno contro uno magari quegli spazi poi centrali per poter indicare. Parole brutte. Mi raccomando, iscrivetevi, like, campanellino, donazione a Napoliel su PayPal, non sulle palle, non con PayPal, su PayPal. Se volete fare una donazione per un caffè, qualcosa che vi pare, che vi volete, su PayPal, non con PayPal. Farias, raddoppia la marcatura centrale, Ricci lo spazio, sempre libero Vignali, stoppa,
Tanti uomini lo Spezia, da destra a sinistra, ancora per Farias. Però, mo basta. Farias cambia direzione rapidamente, poi il tiro, no, cross, sì, per voler cacciare a ponte in mezzo, quindi gli è partito questo missile. L'idea è quella proprio di calciare ad effetto, un tocco secondo palla. Uscita, Fabian. Grande, grande Raffaele. Sto vedendo il Napoli su che cosa, non ci capite niente, su sed, Coppa sedia, sto guardando un altro. A Milano grande festa Covid per l'Inter. Voglio però basta, mo, vi voglio bene, però mo state facendo con Spezia, state facendo scitare su e basta. Non facciamo come Cagliari che poi l'ultima mezz'ora abbiamo un blackout e facciamo giocare la squadra avversaria, cioè cominciamo a cagare sotto. No, non va bene così. E che cazzo, scitate la su. Non c'è stato un maso che vi porta il caffè e che lo fate. Ci vorreste una bella macchinetta di caffè tutte rinda a bocca, così mi fa scitare proprio in Ucraina, quando io un caffè proprio quando è camera, così mi scitare. Miki Romano, giochi a Fortnite? No, guarda il partito. Ersilla Pagano, ciao, buonasera Ersilla. Vi seguo da Stoccarda, Forza Napoli sempre. Un bacione da Stoccarda, è sempre Forza Napoli, Ersilla. Sempre, grazie mille per seguirmi sempre, grazie di cuore. Deve essere bella la Stoccarda. Io sono stato a Colonia e devo dire la verità, è bella. Colonia è bella, ma io penso che anche Stoccarda deve essere bella. Forza Napoli. Erzilla, Forza Napoli. A Napoli, vai, che manca un quarto d'ora. Gattuso sta agitato, si sta trasformato. Voglio gigrobot d'acciaio, sembra Gattuso. Uscito pazzo Gattuso. Sono pazzo per te, ma ti lascerò, ali. Ma subito rotto Mertens, ma che sfiga e merda però, che hanno questo infortunio. È proprio vicino a me, Mertens, stanno rimettendo il ghiaccio sulla caviglia, vediamo se rientra in campo perché è molto preoccupato anche il Gattuso. Ma che cazzo però, Ecco, vuole rientrare. Colonia è bella, Stoccarda come ricimo Nuia e un ruoto, ha ruoto tutto qua, è proprio un massimo allora, ha ruoto proprio, ha ruoto. Andrea dice anche le tedesche sono belle, da giovani poi si allargano. Andrea sa dire, giustamente. Il Silla sa dire giustamente, è normale. Ma ce la fa Mertens? Vediamo Lozano al posto di Politano o esce Mertens perché non ce la fa? Di dove sono? Di Bosco Reale, provincia di Napoli, però vivo in Toscana da un bel po', 10 anni e più, Ersilla. I tedeschi ci amano perché un Napoli è forte, è bello, ha più bello rumore. A parte questo penso, non so se pensa ai napolitani, lo cognome Andrea Pagano. Esce Mertens, non ce la fa, entra il Mas. Purtroppo. Era visibilmente arrabbiato Mertens perché voleva stare in campo
ha tirato anche una bottiglietta, dispiaciutissimo per dover abbandonare i compagni, però Gattuso giustamente per precauzione ha fatto il cambio, però il giocatore era Mamma mia, Mertens giusto riempie i 5 minuti è uscito fuori, ma anche cane. Gattuso ha percepito ovviamente Infatti è bella la Toscana, sono napolitano, ovviamente pagano, cognome, dice tutte cose. cross verso Di Lorenzo e Steves. Vai Napoli, chiudiamo sta partita. Peccato per Mertens che è dovuto uscire per l'infortunio, mannaggia la miseria, non riesce a fare sto benedetto gol. Poco per Vermas al posto di Mertens non è in buone condizioni, calcio d'angolo per il Napoli, non fa entrare Gennaro a campo nello Spezia e Saponara. Si mangia bene in Germania. Ragazzi, non è l'Italia a livello di mangiare, però qualcosa buono c'hanno, non fa schifo come ho sentito dire a tante persone, perché comunque c'hanno le salsicce che sono buone, c'hanno i würstel, i krauti, tutte queste robe qui che è buona. Saponara al posto di Agudelo, a campo al posto di Steves. Hanno le loro cose che qualcosa è buono, giusto, sono d'accordo. È ovvio che l'Italia a livello di mangiare migliora la Germania, ma anche questione di abitudine. Miki, ciao, devo andare quando c'è la prossima live, la prossima settimana, che giochiamo a Napoli con l'Udinese, se non mi sbaglio, penso di sì. Sì, Napoli-Udinese. Comunque grazie Miki di essere stato qui, un bacione e buona giornata. Comunque chiamami Alessandro, ok capi, ti chiamo Alessandro. Ma non credo sia nulla di grave a Ciruzza, almeno speriamo. Sempre la caviglia. Vai Osimhen! Lozano! Ciuchi! Fuori gioco. Doveva segnare, mannaggia. Tanti tipi di pane, sempre fresco. L'Italia è unica al mondo a livello di mangiare, è ovvio. Mi chiamo Francesco, io, Alessandro. Andrea, lì a Stoccarda sono aperti bar e ristoranti, certo, però chiudono un po' prima, se non mi sbaglio, hanno degli orari loro, capito? Aprono presto, mi sembra alle 6 e chiudano la sera verso l'8 e mezza, 9, se non mi sbaglio. Sta riguardando, vediamo se ci vorranno e fuori gioco. Quello giusto per farci un'idea. Siamo in quarantena da novembre, cazzo. Dispiace Ersiglia. Gol del Ciuchi! Lozano! 4-1 Napoli. Spezia arrebutate, girati in da padella. Ah, fa mucca. Zano 4-1, fammi aggiornare i risultati. Mamma mia, cane sta prendendo tutto cose, il computer, ci vuole un'altra pagina, per schifo culo. Arrebutate e girate in da padella. Arrebutate e girate. 4-1 è venuta Zizzanella. Bella la Spezia nella padella. Ali, Napoli, Ali, Napoli, Ali. Andrea ha portato buona quarantena, già da dove era finita. Nel Napoli un giorno potete... Certo, Francesco, certo. Vado di birra, sei asciutto po'. Ora capisco perché tieni i capelli biondi. Tanta birra che ti hai bevuto, ti si è fatta più.
Vai Napoli, vai, nato gol. Chi se ta gente sta partita che ci hanno fatta cagare tutta quanta. All'andata hanno vinto una partita e dove hanno fatto 25 tiri in porta e oggi 4 gol ci hanno tirato. Bobobom, 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 bobobom. Nada ne voglio, nada, pure 5 fa. Voglio la manita, la manita. Voglio la manita. Vai Napoli, faccio una nata. Boh, Udinese e Bologna 1-1, Orsolini su Rigore. Importantissime. Benevento Cagliari per lo Spezia, per la salvezza. E Juventus Milan in serata per la Champions League per il Napoli. Però dovesse vincere per tutte. Allora guardare il risultato. Già da sempre Amedeo Preziosi, Alessandro. Già in Germania la birra è top, è buona, infatti la birra in Germania è top. Arrivo, è buonissima la birra. E poi te ne mettono a continuazione finché non esce capa, finché non scimulisce la capa. Osimhen, grande pallone per Insigne, anticipo. Vabbè, ragazzi, quasi finito, 4-1, non ci stanno capendo niente. Aveva perso le ultime 6 gare in casa lo Spezia, vittoria 3 pareggi, pareggiando anche con l'Inter, con il Farias. In questo momento secondo me Napoli Viene, che la Mastiff in un boccale di litro. Ci facciamo un bel boccale di litri e birra. Vengo pure io allora, mi faccio pure io, scapazzi in da casa. Conosci Antonio Sbangatore? Un giorno mi avevi detto che mi seguivi su TikTok e Instagram. Lo farò, adesso. Cioè, grande partita di Osimhen. Oh, Petagna! Evviva ancora! È trasuto Petagnone! Ed è viva ancora! Vai Mario Rui. Voglio 5, voglio la manita, voglio tutto, non tutto a braccio, ma voglio la mano. Petagna, ma è viva allora, sì. A me hanno cercando per chi l'ha visto, è tornato. È tornato Petagna Savastana. Spero che segna Petagnone. Chiave tu un Petagnone, vai in da porta. Eccolo, fallo. Stai buttando un difensore lo Spezia in da porta. No pallone. Ismaili si lo farai come no. Cioè. Mussa. Sì, dammi. Ma che partite ci stanno oggi pomeriggio, a parte l'Udinese? Diciamo anche la partita è stata apparecchiata bene, perfetta per le caratteristiche date. Atalanta è un cosa. Assolutamente, però è l'atteggiamento dei giocatori, no? Porco Dio. Magari quando li faranno, ciao già. Corta a chi sì. Sul pezzo, quindi un momento di esatto, concentrazione giusta al secondo tempo, dopo subito sono tornati in partita. Fabian, Tecmani, Elmas, Demme. Mi saluti? Certo, Alessà, ti saluti. Dove c'è birra c'è già, ragazzi. Cosa ne penso del calcio? È lo sport più bello del mondo, Alessà, senza dubbio. Per me è lo sport più bello del mondo.
Bella. Ah. 10 gol di Osimhen, 10 gol di Lozano, 9 Bestemmie, sì, ogni tanto. Quando mi fa nervoso Napoli. Zielinski. Polari. 9 quelli di Mertens. La parità offensiva abbiamo sottolineato più 4-1, 4-1. poche squadre in questo campionato che un altro problema mancato un corriere centrale, no? Forse nel momento più della stagione. Cobra, già da addirittura Cobra 11. Ciao. Addirittura. Mamma Luca. Guardi. Che domande su che come mi sei mancato da amico, non ti vedo più. Tattica di sacrificio di Insigne, intelligenza. Mario Rui, Insigne. Eccolo Insigne, grande partita, pure del capitano non ha segnato ma ha dato una mano indietro. Sbaglia passaggio però. Era meglio se non riceve niente. Grande Mario Rui, Marietto. E Di Lorenzo per Meret. Di Lorenzo Sinumus. Vai a messa, no, vado a massa. Una cazzata dici, no? Ci hai mai pensato? Ciru, un serpente. Voglio però non fissa Cobra. Lo so che il Cobra non è un serpente. Assonagli. Vai lo zampo. Mi dai dei soldi che sono povero, quanti soldi prendi? Voglio. Da milanista e milanese Forza Napoli, bravo Cobra, ora ci capimmo. Io pensavo che era un serpente, Cobra, pensavo che era interista, mi dava questa sensazione qua, un serpente. Va a faticare, brava, va a faticare, che io vado a lavorare, brava, sì, brava, va a faticare. Voglio, però stiamo facendo fa, ma che è un Barcellona o Spezia? Dai, c'è capito che siamo 4-1 e siamo calati di intensità, però scetate, bello rufrato. Se no lo chiamo un pacchero and batch, un pacchero and batch. Bang de bung, un cappettone, come si dice, no? Vi ricordate la piccerilla, un cappettone, bang de bung, e poi si scendono tutto qua. Maro Cobra. Insigne, insieme un caffè, tu porti. Non so, Zan Milano, San Milo i napoletani sono 11, onestamente. I numero uno al mondo, un Napoli. I napolitani e un Napoli. Un Napoli. Napoli. Si mette più forte. Bella, vai Demme. Bel pallone. Volevo il gol di Marietto Baffetto. Mannaggia. Grande Cobra, bravo. Sono di Civitanova Marche, la conosci? Certo. Cobra, bravo, sempre Forza Napoli, sempre. E comunque. Mamma mia. Mamma mia. Papà mi diceva sempre ha girato Moon, ma come a Napoli non ci sta niente. La città più bella del mondo, Ersilia. Ersilia è la città più bella del mondo, Napoli. Teniamo tutte cose, tutto c'è. Non manca niente. Non ci manca niente. Vai. 4 palloni a caso. Già state a casa vostra.
ho mangiato 4 babà, o 4 sfugliatelle, o 4 mozzarelle. Scegliete voi, a vostra disposizione. Ti mandiamo pure il corriere. Pochi palloni del gioco che il pallino l'ha spesso sottolineando che sia contro delle squadre che sono la quinta, lo Spezia, e la terza Napoli per possesso palla stagionale. Quindi a certi punti lo Spezia più che predilige a giocare palla. Oggi la stessa è stata più dai piedi dei giocatori ormai azzurri. Continua a martellare. Suoi, Gattuso, il quarto uomo italiano. E se ci fosse un colpo di scena a fine stagione? Permanenza di Gattuso, un rinnovo di contratto. Poi no. D'accordo con De Laurentiis. A Campora. Senza considerare un errore, ma non c'è gesto più nobile nella vita che riconoscere magari deve fare un passo oltre il dovuto, quindi comunque, secondo me ci sta di tutto. Fallo di Piccoli. Ma prima subito lui fallo. Napoli, la voce del cattolica, sai gli chiani chiana e tu sai che non si su. Bellissima la canzone di Pino Daniele, Napoli. Due cose. Bravo Raffaele, bellissima sta canzone. Freedom Wall. Tengo Freedom Wall, voglio. Il gol di Osimhen col Cagliari era regolarissimo, valeva il 2-0 e la Champions, peccato. Non guardiamo indietro, ragazzi. Andrea, guardiamo in avanti. Dobbiamo guardare avanti. Ormai quella è una partita passata, è andata come è andata. Guardiamo ad oggi che questa partita l'abbiamo portata a casa, ne mancano 3, dobbiamo vincere anche le altre 3 per assicurarci il posto in Champions. Bravo. Insigne, scatto di Elmas per l'ultima azione della partita. Insigne. Vai Insigne, bella. Bello. Controllo. Rosani in area, cerca Elmas, la palla è lunga. Calcio là. Grande Napoli. Ale, vai! 3 punti fondamentali. Napoli batte Spezia 4-1. A casa, Spezzini. E niente ragazzi, ci vediamo nel post partita. Grazie a tutti in chat per essere stati ancora qui con me. Vi mando un bacione forte a voi e alle vostre famiglie e vi auguro un buon fine sabato e una buona domenica e sempre forza Napoli. Ragazzi, vi aspetto nel post partita, farò il video, ma raccomando, venite a vedere il video, lasciate un bel like e condividete come sempre. Buona giornata a tutti ragazzi, da Napoliello 87 come sempre, aiuto, forza Napoli. Un bacione a tutti voi in chat, fratelli miei, e forza Napoli. Un bacione ragazzi, un bacione.